alcuni mesi fa i radicali, che non sono tuttora completamente favorevoli, ma neanche completamente contrari alla riforma costituzionale, proponevano una soluzione: in sede di referendum spacchettare, per così dire, il quesito referendario e lasciar scegliere agli elettori cosa salvare e cosa no della riforma Renzi-Boschi. Al netto delle dichiarazioni di oggi del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che sosteneva in caso di vittoria del no al referendum non sono disponibili a governi di scopo, governicchi e quant'altro così, e quindi si va tutti a casa, di fatto buona parte delle forze politiche si stanno interrogando in queste ore relativamente a cosa fare nell'eventualità di una possibile, ipotetica anche vittoria del no. Alcuni si pongono appunto anche questa domanda, pensando a riprendere, a recuperare in qualche modo il testo della riforma costituzionale e salvare il salvabile con degli accordi trasversali in Parlamento, che quindi insomma possono raggiungere la maggioranza dei 2/3 ed approvare singole parti. Ecco, io le chiedo anzitutto, professor Pasquino, quanto e come riterrebbe percorribile questa via, ma soprattutto poi, da esperto anche della materia, la riforma costituzionale è tutta da gettare, o come suggeriscono, se vogliamo, i radicali, ci sono degli aspetti in qualche modo che possono essere recuperati, e se sì, quali in qualche modo, se ci può dare un'indicazione? Allora, prima cominciamo con lo spacchettamento, perché il quesito che troverete sulla scheda, che ormai è circolato sui quotidiani, che viene anche proiettato spesso alla televisione, è un quesito che mette insieme le 4 riforme. In realtà una non neanche la spiega, cioè il CNEL neanche appare nel quesito che viene proiettato dai teleschermi. Si poteva spacchettare? La risposta è certamente sì. Lo doveva già fare Berlusconi, al quale peraltro non chiedo grandi competenze costituzionali, però almeno i colori intorno a Renzi dovevano dirgli che si poteva spacchettare. Se gliel'hanno detto e lui ha deciso di no, è responsabile di quello che c'è. Se invece non gliel'hanno detto, ma lui non ha deciso niente, questo è quello che è successo, è semplicemente che il quesito è esattamente il titolo del disegno di legge costituzionale, doveva essere spacchettato prima di entrare in Parlamento. A questo punto ce lo teniamo com'è. Naturalmente, secondo me, da un lato c'è un elemento di errore e di ignoranza, dall'altro a questo punto c'è un elemento come dire, che è utile, perché il quesito così com'è contiene degli aspetti e poi dici: volete voi ridurre i costi della politica? Provate a rispondere di no. Cioè, francamente, il problema è che non così. Volete voi tagliare le poltrone sotto il sedere dei senatori? Risposta: certamente sì, anche perché fa effetto vederli cadere tutti in un colpo, però non è così. Cioè, tagliamo e poi dobbiamo dirci qualcosa. Quindi spacchettare si poteva, oramai è troppo tardi, propongo che non se ne discuta più. Fra l'altro sono contento che sia stato respinto il ricorso di Onida, perché io non ce la faccio, oltre il 2 dicembre non sono in grado di andare. Se avessero prorogato la data del referendum sarei morto. Ho anche accettato di scrivere dei saggi in volumi di amici e colleghi, e quindi ho degli impegni di scrittura. Lasciatemi a casa dopo il 2 dicembre, ok? Cosa? Sì, una cosa di questo genere, però è facile. Se siete curiosi di cosa ho fatto, andate sul mio sito e vedete tutte le locandine. Ok, l'altro punto è questo, che non è facile speculare sul dopo, però, come forse devo aver accennato, il dopo non è nelle mani né di chi vince né di chi perde, perché devono raggiungere un accordo e sanno anche che possono raggiungere un accordo, cioè sul CNEL, e fra l'altro credo anche, l'ho scritto nel mio librino no positivo, l'ho scritto, perché sul CNEL l'accordo è semplicissimo, sono tutti d'accordo ad abolirlo, e quindi qualcuno dei parlamentari del no, io spero che ci siano, ma uno ce l'ho, cioè Civati sa che deve farlo, e quindi il giorno dopo introduce un disegno di legge costituzionale con scritto articolo 1, il CNEL è abolito, e chiede al Presidente della Camera di metterlo immediatamente all'ordine del giorno, di mandarlo subito in commissione e di approvarlo in un colpo solo, naturalmente con una maggioranza dei 2/3, dopodiché doppia lettura, quello va subito al Senato, il Senato fa la stessa operazione, naturalmente il Presidente del Senato ugualmente deve subito, passano 3 mesi, torna alla Camera,
approvato, un giorno dopo va al Senato, approvato, sono passati 3 mesi, con la maggioranza di 2/3 non si può fare il referendum, e dunque quell'operazione può essere fatta in 3 mesi e 4 giorni. E quindi sulle altre ci si può mettere d'accordo di ritoccare alcuni dei passaggi di nuovo in tempi relativamente brevi, certo non tutto ovviamente, perché su alcuni punti invece le distanze ci sono, ma questa operazione può essere fatta rapidamente e i parlamentari lo sanno anche. Si tratta naturalmente da parte dei dirigenti di partito di consentire a parlamentari di muoversi in questo senso. Tutti a casa no, questa è un'ipotesi, la lasciamo ai giornali questo, che sembra che non sapendo che cosa scrivere allora parlano delle elezioni anticipate, tutte queste, non sono possibili. Primo, perché se vince il no bisogna fare la legge elettorale per il Senato. Secondo, perché se vince il sì i giudici costituzionali devono dire che cosa rimane, che cosa c'è nell'Italicum. E terzo, perché tutto questo non è nelle mani di Renzi, è nelle mani del Presidente della Repubblica, il quale mantiene il potere di decidere se accettare le dimissioni dovute del Presidente del Consiglio se perde, se rimandarlo alle Camere a spiegare perché ha perso, chiedere alle Camere se vogliono mantenerlo in carica purché lui cambi le cose che ha fatto male, e così via. Si apre un dibattito molto più complicato di quello che i giornalisti riescono a capire, e anche perché i giornalisti non vogliono capire, si fanno raccontare le cose o dai renziani o da Bersani o da Brunetta, forse l'unico con il quale possono scherzare davvero è Brunetta, e a quel punto dicono quello che dicono, ma non hanno approfondito l'argomento. La maggior parte di loro spesso non sa davvero di che cosa scrive, però non è tutti a casa, c'è ancora 1 anno e mezzo nel quale, o quasi 1 anno e qualche mese, nel quale si possono fare delle riforme migliori di queste. Ok, ringraziamo Davide Bellacicco, il professore, e volevo fare anch'io 2 domande, diciamo, veloci. Una in realtà in parte la risposta è già stata fornita, però mi collego anche al titolo del suo libro, no? No positivo. È l'ultimo libro che ha scritto il professor Pasquino, No positivo, per la Costituzione, per le riforme, per migliorare la politica e la vita. Per le buone riforme, mi correggo. E quindi il nostro no deve essere anche un no propositivo, cioè vince il no, noi siamo pronti per accogliere questa sfida, cioè c'è effettivamente la possibilità di scrivere delle riforme migliori. E ho letto anche nei suoi libri che ci sono degli aspetti positivi della riforma e che lei in realtà ha tante idee anche su quali potrebbero essere delle buone riforme e delle migliori riforme rispetto sicuramente a questa. Quindi la mia domanda è: ci sarà effettivamente un lavoro dopo l'eventuale vittoria del no per cambiare quelli che sono gli aspetti che potrebbero veramente, diciamo, migliorare il Paese? E l'altra domanda collegata a questo è, anche questo in parte è già stato trattato, cioè il discorso del quesito referendario, che sembra quasi un po' una fregatura, passatemi il termine, perché in effetti leggendolo e non conoscendo il retroscena e non avendo letto effettivamente la riforma, magari è facile dire sì, però secondo me è una cosa che consiglio, cioè leggere proprio il testo della riforma è uno strumento molto importante, perché è leggendola che si capisce che non si capisce, ecco. E quindi perché si vuole portare avanti questa riforma quando effettivamente ci sono così tante falle, così tanti punti problematici che possono effettivamente essere notati, io penso, da tutti, non c'è bisogno di nessun tipo di competenza particolare in realtà. E quindi grazie. Una richiesta tecnica, se gentilmente mi potete accendere il proiettore, vi faccio vedere anche il quesito referendario.
Sì, d'accordo. No, sul cambiare alcune cose l'ho dette, se volete approfondire fate anche voi la domanda e io poi seguo questo, su quello che si può cambiare anche in tempi rapidamente brevi attraverso un accordo abbastanza ampio che quindi salta poi la possibilità del referendum, perché se c'è un accordo ampio in Parlamento credo che i parlamentari rappresentino a sufficienza gli elettori italiani. Sul quesito ho già detto, credo che sia stato più che altro il prodotto dell'ignoranza o forse della inadeguatezza, cioè veniva fuori quella roba lì e nessuno ha fatto caso. Qui naturalmente la colpa sarebbe delle minoranze, degli oppositori che dovevano leggere il titolo della legge e dire non può andare così, bisogna spezzettare e quindi poi potremo chiedere 4 referendum, anche perché si poteva decidere fin dall'inizio che c'era un accordo dei 2/3 sul CNEL e sul CNEL non si faceva nessun riferimento. Qui il punto fondamentale è che il Presidente del Consiglio sta cercando un successo di prestigio. Non dimenticate mai che però non è l'obiezione che viene fatta da Berlusconi, che Renzi non è, primo, non è parlamentare e secondo, tecnicamente non ha mai vinto le elezioni, anche se lui dice ho avuto un grande successo, ed è vero, nelle elezioni europee, però questo non è la stessa cosa. Ma il governo di Renzi è legittimo, nonostante quello che pensa Berlusconi, perché la Costituzione dice il governo deve avere la fiducia delle Camere, punto. Perché se voi dite che non è legittimo il governo di Renzi, dovreste dire automaticamente che non era legittimo il governo di Ciampi. Ciampi non è mai stato parlamentare ed è stato Presidente del Consiglio tra il 93 e il 94, sì, 93-94, quindi anche lui era legittimo. No, non è così, dovreste dire che Monti non era legittimo, anche se lì naturalmente il colpo di genio di Napolitano è prima lo faccio senatore a vita, così quantomeno è parlamentare e poi gli do l'incarico di governo. No, fuori da queste cose, la Costituzione dice che il governo deve avere la fiducia delle Camere. Renzi è il capo legittimo di un governo legittimo, dopodiché vuole anche un successo di prestigio e forse sarà meglio trovarlo da qualche altra parte. Per esempio per diventare credibile in Europa, non come uno che sfida gli europei su cose sulle quali ha torto marcio, e qualcuno invece che riesce a cambiare la politica degli europei, non soltanto farli irritare, che sempre. Oggi c'è un articolo splendido nel luogo dove uno meno se lo aspetterebbe, sul Corriere della Sera, l'articolo di Federico Fubini su Renzi in Europa è assolutamente straordinario. Il Corriere è sostanzialmente su posizioni renziane, nella maggior parte dei casi. Fubini è straordinariamente e precisamente critico, senza neanche un aggettivo in più, basta che descriva la situazione e vedete che tipo di condizione Renzi ha creato in Europa, nella quale non può vincere perché non ha alleati. Non è che basta che uno dice l'Italia è un paese importante e così via, non basta, bisogna rendere l'Italia un paese credibile. È arrivato il quesito. Sì. Devo commentare lei? No, lasciamo la parola al pubblico. Quindi... Qualche domanda? Buonasera. Lei ha detto che secondo lei questa riforma, cioè lei non vede una prospettiva, non vede bene questa riforma in quanto dà una maggioranza, cioè dà una maggior forza al nostro governo, però allo stesso tempo non lo fa nella maniera giusta. Però se noi ci guardiamo intorno anche all'estero, se pensiamo all'America con Obama o adesso Trump, se pensiamo alla Germania con la Merkel o anche alla Francia, possiamo vedere che anche se in Europa ci sono governi di coalizione, comunque questi governano con, diciamo, un consenso sia nel loro Parlamento e comunque le leggi vengono portate avanti. Questo problema, questo invece è un problema in Italia, in quanto ora abbiamo un governo atipico, in quanto c'è comunque un governo tra destra e sinistra, però il partito comunque di maggioranza non sta governando, in quanto il Movimento 5 Stelle comunque è il partito che ha preso il maggior numero di voti. E volevo chiederle perché secondo lei la riforma del no, la riforma di Renzi in questo caso non andrebbe bene, dando anche magari questa maggior forza al governo. Guardi, gli esempi che hai scelto non funzionano, glielo dico subito.
perché Obama non era un presidente forte, non aveva la maggioranza né alla Camera né al Senato. E infatti la maggior parte dei suoi desideri negli ultimi 2 anni non sono stati esauditi. Ha cercato disperatamente persino non di riuscire ad avere il giudice costituzionale che manca, ma di riuscire ad avere le udienze conoscitive del Senato. Il Senato a maggioranza repubblicana gli ha detto non ci pensiamo neanche, aspettiamo il risultato delle elezioni. Obama non è stato il più forte capo di governo al mondo, e in generale gli Stati Uniti non hanno capi di governo forti, a meno che lei non confonda la forza, l'autorevolezza di un governo con il fatto che posso schiacciare il famoso bottone pulsante nucleare. La signora Merkel è a capo di un governo di coalizione, non se lo dimentichi mai, quella è una grande coalizione, cioè che sia chiarissimo, e quindi di nuovo deve fare attenzione anche ai desideri e alle preferenze degli alleati. Ha fatto una straordinaria operazione, ha detto che il prossimo Presidente della Repubblica sarà un socialdemocratico, e al tempo stesso ha consolidato la coalizione con i socialdemocratici. Allora, io non sono contro un governo autorevole, però sono contro un governo gonfiato di seggi, molto semplicemente. È un governo che acquisisce un po' più di potere semplicemente perché sta distruggendo una parte del Parlamento. Questo mi pare che non sia una buona soluzione. Dopodiché, questo governo, il problema della stabilità dei governi, il governo Renzi è in carica ormai, non so se ieri o oggi, che ha compiuto 1000 giorni. Che cosa vuole di più? È in carica da 1000 giorni, mi pare un governo stabile. E dunque il problema è la capacità di governare, non la stabilità. E la capacità è un po' come il coraggio di un abbondio, o uno ce l'ha o non ce la può dare, e ho l'impressione che Renzi ha dimostrato che non ce l'ha. Direi così. Un applauso là mi va bene. Premesso che mi fa sempre fatto piacere sentirla per televisione, e anche questa sera è stato molto preciso, però le faccio una domanda da cittadino che sicuramente è stanco di questa politica. Io sono sempre andato a votare e comunque andrò sempre. Allora, legge elettorale Porcellum dovevano cambiarla, poi si sono trovati a cambiarla Renzi e il professor Dal Monte da una parte, e come ha detto lei Verdini, che qualcuno ha detto che è coglioni così, e Berlusconi. Ora dicono, e tutti gli altri politici, visto che tutti parlano di cambiarla, però hanno stato qui 4 lì a discutere e hanno fatto quello che hanno fatto, che lei ha detto precisamente. Questo è il terzo incontro che assisto per cercare di documentarmi sul sì e del no. Su questa sala, un mese fa, hanno invitato un professore, docente a Padova, non mi ricordo bene chi l'ha invitata, ma non era né sì né no, quindi, e mi ha fatto capire le ragioni del sì e anche detto le ragioni del no. Le ragioni del no sono state, tra le varie ragioni del no, una, in cui dicono che è fatta male, incasinata e così. La risposta di questo professore è questa, che quando nel 1946 hanno fatto la riforma dei politici, hanno fatto la politica riforma, poi l'è andata in mano a dei professori che l'hanno scritta in modo decente, in modo perfetto, decente. Questa veramente è incasinata da tutti i punti di vista, l'hanno detta in molti, e quindi anche il professore l'ha confermata. Quando si parla di stravolgere la Costituzione, perché sono, qualcuno dice 40, 50, 60, 70 articoli che vengono toccati, il professore ha detto sì, è vero, perché dove appare la parola provincia, tutti gli articoli di città provincia vengono cancellati. Quindi, e questa è una risposta. Dopo mi dicono, lei dice, e io le credo, che poi si mettono d'accordo a fare questo, e si mettono d'accordo in 40 giorni si fa quello, in 40 giorni si fa l'altro, poi si vede che sono lì e ci appare una cosa che, come ha detto lei, non ha senso fare un referendum così, perché ci sono di quelle contraddizioni, di quelle banalità che veramente molti sarebbero per il sì, no? Tutti lo vorrebbero volere, ma chi mi garantisce che poi questi si mettono d'accordo? Come ha detto lei, c'è Alfano che ricatta di qua, è tornato fuori il ponte, no? Stretto, il ponte stretto. Noi abbiamo detto no, torna fuori sì, e ora quelli dicono beh, è un nostro progetto, e quindi ecco, quindi c'è sempre un stato di toni, di becchi finali per salvare la carriera. Allora io dico, io cittadino che si mette nei miei panni, che ho ascoltato lei con piacere, però cazzo mi passi il termine, se voto sì comunque dico, i senatori vanno a casa, poi arriveranno altri che però, diceva il professore, comunque non si fanno una paga, come adesso che uno hanno la paga che vogliono e se la fanno come vogliono, ma la paga sarà il più alta possibile, è quella del presidente, il sindaco del provincia, o del San Perfetto.
Quindi comunque ho delle certezze che io, cittadino, se voto sì, sicuramente quelli vanno. E poi mi auguro, siccome sono un ottimista, mi auguro che i giovani che arriveranno dopo metteranno a posto tutti i casini che con il no sicuramente lei ha detto e sono convinto. Però il cittadino veramente ho ancora dei dubbi su cosa votare, perché se fosse un discorso così egoistico del voto sì, e che se già tutti, per esempio va a casa, la paga dei senatori, di quelli in provincia è quella e quell'altra così. Però mi ha messo comunque di dubbi questa sera. Grazie, scusate il tempo. Una cosa sulla legge elettorale, una cosa sola, poi se volete possiamo entrare nei particolari. La legge elettorale è stata approvata con il voto di fiducia. Renzi ha costretto i suoi parlamentari e i parlamentari della maggioranza a votare la legge sotto la minaccia: se non la votate qua c'è una crisi di governo. E di nuovo questo non si dovrebbe fare, poi di nuovo io sono abbastanza disincantato da dire pazienza, però il fatto che la legge elettorale è brutta e quindi in realtà non l'abbiamo, perché stiamo aspettando quello che dirà la Corte Costituzionale. Persino il mio interlocutore ideale, Giorgio Napolitano, subito dopo la votazione ha detto: e poi bisognerà procedere, cito, virgolette, a opportune verifiche di costituzionalità. E io gli ho detto: scusa, chi era il presidente che ha firmato la legge elettorale? Perché se pensi che ci sono opportune verifiche dovevi dirlo subito. In questi casi si manda o un messaggio formale oppure si fa sapere al Presidente del Consiglio che quella legge non la firmi perché ci sono 2 o 3 punti sui quali hai le tue riserve, che fra l'altro non sono solo le sue, perché i Presidenti della Repubblica hanno uno staff spesso di funzionari di notevole rilievo e Napolitano l'aveva. Secondo, lei ha ragione, guardi, su una serie di punti io capisco tutte le sue perplessità. È vero, se passa il no, i senatori rimangono. È vero, alcune di queste cose dovrebbero cambiare rapidamente e invece rimarranno lì ancora per un po'. Questo è verissimo. Però quello che io rilevo, ed è quello per il quale spingo a votare no, è che se passa il sì, si apre una fase conflittuale, una fase di confusione. Cioè lei riesce a risparmiare su 315 indennità, però pagherà un costo altissimo per tutta la fase di confusione, di cattiva produzione legislativa, di scontri tra Camera e Senato, tra senatori nominati dalle regioni e delle rispettive regioni. Lì c'è anche la tentazione di dire che in realtà i senatori dovrebbero comportarsi come suggeriscono, come dicono, come intimano i consigli regionali, che mi pare preoccupantissimo, perché viene meno l'articolo 67, senza vincolo di mandato. Avrebbero un vincolo di mandato, sono preoccupatissimo se hanno un vincolo di mandato, e quindi vedo degli inconvenienti che non cessano con la vittoria del sì, ma che cominciano. È questo che mi spinge a dire: attenzione, non è che queste riforme che non sono di altissimo profilo sono, come dicono i settori del sì, meglio che niente. No, peggiorano l'esistente, e non mi pare proprio il caso in questa fase che noi accettiamo di peggiorare l'esistente. L'esistente non è stato il meglio in assoluto, però è stato tutto sommato accettabile, ha consentito complessivamente al Paese di crescere. Il problema è vero che nel frattempo non sono cresciuti i leader politici, e questo però non è una cosa che possiamo chiedere alla Costituzione, ma forse dobbiamo chiedere a noi stessi.